Pronti? 1, 2, 3. Segnale subito buono con l'errore di Cuore di Basso mentre si avvantaggia Cantico rientrando a Cosmo Trio che rimane Casanova Adri squalificato. Che rimane all'esterno. Intanto numero 5 sbagliato anche Casanova Adri mentre Cosmo Trio si sistema in seconda posizione davanti a Corallo Pink. Sono rimasti praticamente in tre perché tutti gli altri sono molto lontani, capeggiati da City of Stars. Numero 8 Circecol Squalifica anche per Circecol, praticamente insegue a una quarantina di metri City of Stars, più indietro il Cruz del Ronco, tutti gli altri, se non andiamo errati, sono stati squalificati. Continua a condurre dopo i primi 600 di gara in 46,8 Cantico, seconda posizione per Cosmo Trio, in terza c'è Corallo Pink e concorrenti che stanno per ultimare i primi 800 metri di gara, perlomeno il terzetto di testa che completa in 1,3 gli 800. Identiche le posizioni con in vantaggio Cantico, in seconda posizione rimane Cosmo Trio davanti a Corallo Pink e gli altri sempre lontani. Chilometro in 1,19,9. In vantaggio il favorito Cantico, si trascina Cosmo Trio e Corallo Pink in una corsa che decisamente monotona. 5 City of Stars squalificato. Squalifica intanto ripetuta anche per City of Stars, numero 5 che segue in quarta posizione ma in realtà è squalificato appunto. E intanto siamo a 600 dall'arrivo con in vantaggio sempre Cantico nei confronti di Cosmo Trio e Corallo Pink. Cosmo Trio si affaccia all'esterno, va su Cantico quando siamo a 500 dalla conclusione, mentre Corallo Pink non riesce a tenere il passo dei primi due. L'attacco deciso di Cosmo. Cosmo copre interamente Cantico a 300 dalla conclusione, i due alle prese si affrontano al completamento della piegata, insiste Cosmo Trio, Cantico replica, i due alle prese con Cosmo Trio che prova ancora l'attacco ma Cantico sembra in grado di riprendersi lungo la corda e nel finale è Cantico che viene a concludere. Cosmo Trio le ha provate tutte ma deve accontentarsi del secondo posto, al terzo chiude Corallo Pink. 3,47 l'ordine d'arrivo e 1,18,2 sul doppio chilometro. Con un 29,8 a chiudere, Cantico ha provato ai 400 conclusivi ad attaccare il battistrada Cantico. Cosmo Trio ovviamente ha cercato di attaccare Cantico, ma Cantico ha replicato fin sul traguardo e anzi ha allungato negli ultimi 50 metri, riprendendo un paio di lunghezze di vantaggio. Vince dunque il favorito Nando Pisacane in sediolo per il training di Paolo Romanelli. Cantico, Cosmo Trio, Corallo Pink.